Telespettatori di Antenna 3, ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali per fare il punto su tutti gli aggiornamenti e le novità relativi all'andamento dell'epidemia di coronavirus nel nostro territorio, nel territorio del Veneto, con appunto gli aggiornamenti sul fronte sanitario, economico e tutte le implicazioni che quanto sta accadendo in questo difficile momento porta nella vita di ognuno di noi. In apertura di questa edizione straordinaria vogliamo parlare proprio di prestazioni specialistiche nella sanità, perché con l'avvio della fase 2, quindi a partire da lunedì scorso, gli ospedali della nostra regione stanno lentamente tornando alla normalità, nel senso che tutte quelle prestazioni, visite specialistiche, diagnostiche, esami, interventi chirurgici che erano stati sospesi e rinviati a causa appunto dell'epidemia di coronavirus stanno man mano riprendendo. Naturalmente questo comporta una riorganizzazione dell'intero sistema di gestione che sta comportando anche qualche difficoltà, diciamo, e anche qualche problema da parte dell'utenza che in questi giorni sta subissando di telefonate quelli che sono i CUP, i centri unici di prenotazione, per sapere come fare e come comportarsi. Proprio per chiarire questi aspetti abbiamo in collegamento Skype il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Buon pomeriggio direttore, buongiorno. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Grazie allora per essere qui con noi. Quindi cerchiamo appunto di dare anche tutta una serie di quelle che sono le cosiddette informazioni di servizio anche per l'utenza, perché insomma in queste ore si stanno un po' prendendo d'assalto i centralini dei CUP. La gente vuole sapere che cosa fare per appunto tutte quelle prestazioni specialistiche che non sono state effettuate sostanzialmente negli ultimi 2 mesi, da quando insomma si è entrati nel lockdown e le strutture sanitarie del territorio si sono concentrate appunto quasi esclusivamente sull'epidemia di coronavirus, eccezione fatta naturalmente per le urgenze. Quindi come si deve comportare il cittadino e quale sarà l'iter, direttore, che verrà appunto seguito in questa fase 2 della sanità ospedaliera? Beh, intanto volevo ringraziare voi, l'editore, perché ci date questa grandissima opportunità e ce l'avete data sempre in questo periodo di poter dire ai cittadini, comunicare ai cittadini cosa stiamo facendo, come lo stiamo facendo, com'è l'epidemia, e quindi un grazie veramente sincero per la vostra presenza costante e continua, che per noi è stata veramente una cosa grande, perché ci ha dato la possibilità di poter entrare nelle case delle persone, essendo in uno stato appunto di difficoltà anche di poter interagire per queste prescrizioni che erano giustissime, eccetera. Grazie a voi siamo riusciti a entrare nelle case delle persone, quindi veramente un grazie di cuore. Ma noi ci troviamo appunto, come diceva giustamente lei, nella fase 2 e quindi avevamo ovviamente in questo periodo così di blackout, di blocco, delle prestazioni sospese. Noi ricordo a tutti i cittadini che abbiamo fatto le prestazioni con priorità U e B. Priorità U sono le prestazioni urgenti che si fanno entro 48-72 ore e le B che si fanno entro 10 giorni. Queste su indicazione della Regione Veneto le abbiamo fatte perché, essendo prestazioni di urgenza, comunque abbiamo continuato a farle nonostante l'emergenza Covid-19. Abbiamo invece sospeso delle prestazioni specialistiche con priorità D e P, che sono quelle appunto a 30 giorni e quelle le P a 90 giorni. Le abbiamo sospese dal 20 di febbraio fino al 3 di maggio. Queste prestazioni, che sono rimaste, come dire, sospese, quindi messe e non annullate ma accantonate per questo periodo, sono in corso di revisione da parte del medico di famiglia. Il medico di famiglia, in un accordo sindacale fatto con la Regione Veneto, sta ovviamente valutando tutte queste prestazioni. Quindi il cittadino non deve fare niente, assolutamente niente. Noi, nel momento in cui queste prestazioni saranno state rivalutate, noi contatteremo, cioè l'ULSS tramite il CUP contatterà il cittadino, quindi
tutte queste prestazioni, che sono ferme, sono circa oltre 40.000 prestazioni, 45.000, 46.000, il cittadino verrà ricontattato dai nostri CUP, quindi lui non deve telefonare all'ULSS, non deve andare dal suo medico curante, ma saremo noi ULSS, dopo che ci siamo, come dire, dopo che il medico curante avrà vagliato queste prestazioni, dando anche priorità diverse o mantenendo le priorità, saremo noi con il nostro CUP a telefonare a casa del cittadino e naturalmente riprogrammare, quindi dirgli: guarda, tu devi venire quel giorno a fare quella prestazione. Ecco, direttore, mi permetta quindi, diciamo, questa rivalutazione della prestazione tra il medico di medicina generale e l'ULSS viene fatta automaticamente tra di voi. Il cittadino, giusto, non deve fare niente, sarà il suo medico di famiglia che si metterà direttamente in contatto con l'ULSS o viceversa, e quindi il cittadino rimane a casa sua tranquillo ad aspettare di essere contattato dal CUP, giusto? La ringrazio per la precisa puntualizzazione, è proprio così. Noi e il medico ci arrangiamo, il medico fa quello che deve fare, noi raccogliamo quello che il medico ha fatto e poi chiamiamo a casa il cittadino e diciamo: a quel giorno, a quell'ora, tu vieni a fare la prestazione specialistica. Assolutamente, il cittadino non serve che telefoni al CUP, non serve che telefoni al medico di famiglia, assolutamente. Ci arrangiamo noi tramite il nostro CUP, quindi l'ULSS 2 chiamerà a casa il cittadino, gli dirà: tu vieni a fare questa prestazione che era stata accantonata nei giorni che diremo, nell'ora che diremo. Invece mi permetto, già che lei mi dà questo spazio, vi ringrazio ancora per questa grande opportunità. Per quanto riguarda invece le nuove prenotazioni, cioè quelle che il cittadino fa dal 4 di maggio in poi, che quindi va, concorda con il proprio medico di famiglia, telefona al proprio medico di famiglia, dice: voglio fare una visita specialistica al cuore, quello che è, allora in quel caso il cittadino chiama il CUP e si fissa la visita, la nuova visita però è ex novo, cioè nuova visita, che verrà data sempre rispettando le priorità scritte, diciamo, ovviamente nell'impegnativa dal medico di base, ma per esempio per quelle che sono state sospese, diciamo, che sono congelate da 2 mesi, viene data una priorità rispetto a quelle nuove, direttore? Assolutamente oppure... sì, può essere riconfermata la priorità, quindi se io, Francesco Benazzi, che nel periodo di marzo 2020 avevo una priorità D, quando il medico verifica ovviamente la ricetta, quindi quello che aveva chiesto, e conferma la priorità D, Francesco Benazzi avrà una priorità D, che significa che lui sarà visto a 30 giorni. Quindi dal momento in cui viene valutata dal medico e confermata, il CUP chiama Francesco Benazzi e dice: guarda che la tua visita cardiologica è stata confermata D, per cui sarai visto a 30 giorni, e gli dà la data, fa i conti di 30 giorni e gli dà la data e il giorno, il CUP dell'ULSS. Ecco, direttore, ovviamente si tratta di una mole, insomma, di prestazioni, di una mole di lavoro per l'ospedale sicuramente davvero molto, molto ingente, perché sono oltre 2 mesi, insomma quasi 2 mesi e mezzo, diciamo, di prestazioni che sono state sospese. Il personale è quello che è, insomma, già prima del coronavirus sapevamo, insomma, che c'era una certa difficoltà per una carenza cronica che ormai conosciamo, insomma, di personale, per cui vi siete dati una tempistica. In quanto tempo sarà possibile smaltire questa lista, insomma, di esami e di visite che sono rimaste parcheggiate? Sì, diciamo che in questo caso qua ci siamo dati un limite, che è quello del mese di agosto, però in ogni caso adesso dovremo fare degli incontri sindacali con i nostri medici per valutare la possibilità di ampliare ovviamente gli orari di visite, cioè, in poche parole, siccome noi abbiamo il problema, visto il Covid, di limitare gli accessi devono essere ovviamente distanziati, per cui le sale d'attesa non possono contenere più di un tot di persone per distanziamento fisico, eccetera. Il cittadino deve venire entro 15 minuti da quando ha l'appuntamento per evitare code
e anche per fare in modo che gli altri non aspettino in piedi, perché il problema delle sale d'attesa è che i cittadini devono essere tutti seduti, non può esserci nessuno in piedi. Quindi è chiaro che si ridurranno ovviamente rispetto a prima, dove entravamo in sale d'attesa e trovavamo gente seduta, gente in piedi, questo non è più possibile ad attendere. Dovrà rispettare appunto questi tempi, questa tempistica, a garanzia di chi è in sala d'attesa e di chi ovviamente anche è vicino, sta lavorando, eccetera. Per cui noi chiediamo appunto ai nostri specialisti di poter ampliare gli orari, quindi aumentare il numero di orari di visita e magari anche riuscire a fare anche i sabati pomeriggio. Questo è ovviamente un accordo che faremo a livello di sindacati, perché dobbiamo proporlo poi ai medici, ma poi ci serviremo, come abbiamo sempre fatto, e li ringrazio per questo tipo di lavoro che facciamo insieme, e chiaramente tutte le strutture accreditate, cito le due più grosse, Monastier e ovviamente San Camillo, ma anche Oras, con le quali abbiamo rapporti molto forti e stretti e ai quali chiederemo ovviamente anche a loro un impegno maggiore per poter appunto fare il più presto possibile. Ecco direttore, questo dunque per quanto riguarda le prestazioni specialistiche. Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici non urgenti che sono stati rinviati in questo periodo a causa dell'epidemia di coronavirus, come si sta riorganizzando la macchina delle sale operatorie, delle chirurgie? Certo, intanto ricordo a tutti che comunque le urgenze e gli interventi oncologici diciamo urgenti sono stati fatti tutti comunque a prescindere dall'emergenza Covid. Adesso stiamo rivalutando, i colleghi specialisti stanno rivalutando tutte le liste attesa che sono rimaste ferme, cercando di pianificare ovviamente gli interventi in base alla disponibilità delle sale operatorie, perché anche qui dobbiamo tenere il solito discorso del tampone faringeo, orofaringeo che facciamo alle persone 2 giorni prima dell'intervento programmato e poi che rifacciamo il giorno in cui entra all'interno dell'ospedale. Quindi capite che ci sono delle procedure che una volta non c'erano, che ovviamente portano via dei tempi tecnici a chi lavora. Allora abbiamo chiesto ai nostri specialisti velocemente di farci una programmazione, poi vedremo in base alle risorse che abbiamo. Ricordo a me stesso ma a tutti che il problema anestesisti è un problema che rimane, nel senso che non è che in questi 2 mesi noi siamo riusciti ad avere degli anestesisti in più. C'è un concorso in ballo che è stato bloccato ovviamente sempre per l'emergenza Covid. Voi sapete che a causa del Covid i concorsi non sono stati fatti perché se c'era l'assembramento, non possiamo, il concorso prevede una prova scritta, una prova pratica e una prova orale, quindi non si può fare ovviamente in videoconferenza, bisogna farla praticamente. Adesso speriamo che questa emergenza finisca in modo definitivo e si possono anche, o che comunque il Ministero ci autorizzi a fare i concorsi. Nel momento in cui ci autorizza abbiamo dei concorsi fermi, l'Azienda Zero ha dei concorsi fermi, tra questi ci sono anche gli anestesisti che speriamo arrivino da concorso e quindi possano andare a implementare la scarsa ormai dotazione organica che purtroppo abbiamo in questo campo. E gli interventi chirurgici si fanno anche con gli anestesisti, cioè gli anestesisti come i chirurghi sono fondamentali e quindi anche su questo, con questo dovremo fare i conti, perché purtroppo rispetto a prima, anzi abbiamo avuto qualche anestesista che è andato in pensione e non abbiamo certo avuto un rimpolpamento del numero di anestesisti. Quindi anche su questo dobbiamo ragionare, stiamo ragionando. Certamente faremo gli interventi chirurgici, ma la risorsa umana è fondamentale e la risorsa umana anestesisti è quella che ovviamente condiziona il numero di sale operatorie da fare. Anche perché immagino gli anestesisti escano da un periodo sicuramente molto difficile di grandissimo lavoro, con il grande impegno che c'è stato nelle rianimazioni in questi ultimi 2 mesi, per cui insomma penso ci sia anche questo da tenere in considerazione, no? Assolutamente sì, anzi sono stati impegnati in prima linea. Il Veneto ha avuto questa grande intuizione che nel giro di 1 mese è riuscito. Io devo ringraziare il Presidente Zaia, il Dottor Mantolan, tutta l'equipe veneta che ha diretto questa grande
diciamo, questo grande impegno. Noi siamo riusciti, il Veneto è riuscito in meno di 20 giorni a raddoppiare le terapie intensive, è una cosa che se lo raccontiamo magari non ci credono mai così. Voglio dire, siamo riusciti a fare un lavoro veramente straordinario, grazie anche all'impegno di questi lavoratori, cioè dei nostri infermieri delle rianimazioni, ma anche dei nostri anestesisti, i quali ovviamente, pur in numero ridotto, sono riusciti a gestire un numero importantissimo di terapie intensive. Sono state chiuse le sale operatorie, è stato riorganizzato il personale, ma col medesimo personale, perché purtroppo, ribadisco, gli anestesisti erano quelli che c'erano già, quindi li abbiamo messi sotto pressione molto. Però ecco, io credo che abbiamo anche visto delle persone straordinarie, cioè quando io li ho incontrati, gli ho detto, adesso colleghi, ragazzi, perché li chiamo ragazzi perché è uno spirito di squadra, bisogna rimboccarci di nuovo le maniche e ripartire. Non ho trovato nessuno che mi ha detto no, siamo stanchi, basta, facci riposare. Li devo ringraziare perché con molta umiltà e con molto spirito di servizio hanno detto ci siamo pronti e ripartiamo, perché capiamo che la gente ha bisogno, ci sono degli interventi in lista d'attesa e quindi insomma siamo disponibili. Questo è un grande spirito veramente di solidarietà. Ecco, una domanda, direttore, che le faccio da direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, ma anche da medico, insomma da sanitario. Vi preoccupa un po' questa fase 2? Da qualche giorno la gente insomma ha ricominciato a muoversi, in giro si vedono tante persone, il traffico sulle strade è molto simile a quello che c'era prima dell'epidemia di coronavirus, come la gente anche in giro per le città, per i paesi. Come state vivendo? Vi preoccupa un po' questo per un possibile ritorno del contagio? Allora le dico cosa mi preoccupa. Io credo che sia importante che le imprese riprendano. Io cito sempre, perché ce l'ho sotto gli occhi qua fuori dalla porta, cito un'impresa, mi dispiace, ma la Cittadella la sta facendo l'impresa Caron. Loro sono già partiti da un pezzo, ecco, ormai da oltre 10 giorni, e devo dire che se tutti si comportano come si stanno comportando i lavoratori di questa impresa, noi siamo tranquilli. Temperatura ai varchi, utilizzo dei dispositivi, delle maschere, lavaggio delle mani, dispenser, guanti, distanza di sicurezza di 1 metro, flussi a turni, cioè voglio dire, le imprese, se si comportano così, il mondo produttivo può continuare a lavorare. Sa cosa mi preoccupa? Mi preoccupa la libera uscita. Come si suol dire, quando c'era militare, uno era sempre ben inquadrato. Era proprio a questo che mi riferivo io, no? Adunata, eccetera. Voglio dire, la mattina si alzava, l'alzabandiera, la libera uscita scatenava i militari, i soldati, a libera uscita andavano al bar, bevevano, eccetera. Voglio dire, mi preoccupa la libera uscita, mi preoccupa che il cittadino deve capire che non è che è tana libera, cioè noi torniamo a lavorare, a fare il nostro mestiere, tutte le cose, ed è così perché guai, sarebbe tragico per l'economia, ma dopo deve comportarsi come fossimo ancora come prima, cioè mascherina, lavaggio delle mani, distanza, non levarsi la mascherina o tenere la mascherina così sotto il naso, perché la mascherina, dice giustamente il presidente Zaia, non è una collana, ma serve per proteggere me stesso, ma soprattutto gli altri da possibili contagi. Se noi manteniamo questo rigore metodologico, io credo che non abbiamo problemi, che non è il problema delle imprese. Le imprese sono ben organizzate, ho visto la nostra qui, sanno fare il mestiere, ci sono i controlli, perché ci sono i controlli, il problema è siamo noi singoli soggetti, che magari pensando che è tutto passato, ci leviamo la mascherina, facciamo una chiacchierata con l'amico, poi torniamo a casa, abbiamo il nonno è magari un po' perché ha un po' di patologie ed è anziano, e noi siamo dei portatori sani, attacchiamo il nonno purtroppo, ecco. Quindi voglio dire, non dobbiamo essere veicoli di infezioni, e l'unico modo per non essere veicoli di infezioni è che non dobbiamo pensare l'infezione ormai sta andando a zero, quindi possiamo fare tutto. No, perché purtroppo facciamo 5 milioni di tamponi ai cittadini veneti, cosa impossibile e improbabile, ma qualche portatore sano c'è ancora. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare assolutamente attenti, pur nella libertà di muoverci, di fare quello che dobbiamo fare, di lavorare assolutamente, perché abbiamo bisogno di lavorare per la nostra economia. La sanità sta in piedi grazie al PIL, se no non starebbe in piedi, quindi abbiamo bisogno di questo, però rispettando le regole e le norme.
Quindi soprattutto insomma alle persone che vanno in giro, no? Mi pare sia rivolto questo suo appello, ed è forse anche quello che preoccupa maggiormente tanti cittadini. Abbiamo ricevuto anche molte telefonate proprio in redazione in queste ore, non tanto riferite ai luoghi di lavoro dove insomma ormai quelle che sono le disposizioni vengono applicate in maniera molto precisa e molto rigorosa, quanto soprattutto fuori. La gente, ma ovviamente giustamente, ha voglia di uscire di casa, di camminare, di passeggiare, di andare in giro, insomma di uscire. Chiaramente però non tutti rispettano quelle che sono le prescrizioni a partire dalla mascherina, quindi sicuramente questo suo appello credo sia molto, molto importante, perché non dobbiamo dimenticare quello che è accaduto in questi 2 mesi all'interno dei nostri ospedali e quello che potrebbe ancora accadere se ovviamente ciascuno di noi non rispettasse con grande rigore e con grande precisione quelle che sono le disposizioni. C'è anche una buona notizia, lei la saprà già sicuramente, direttore, perché vedo che il suo ufficio stampa, l'ufficio stampa dell'ULSS 2, ci ha appena mandato quelli che sono i risultati della seconda tornata di screening al Palaverde di Treviso. Sono stati eseguiti 1000 test sierologici rapidi, su 59 è stato eseguito il tampone perché erano risultati positivi al primo test rapido, e tutti e 59 i tamponi sono risultati negativi, quindi su 1000 testati 1000 negativi. Questa sicuramente è una notizia che fa ben sperare e che ci fa anche capire quella che è la grande macchina ora dei tamponi e dei controlli che state mettendo in atto come ULSS. Sì, grazie, verissimo. E guardi, questo ci fa capire che i 2 mesi che siamo stati a casa, questi sono i risultati di 2 mesi, cioè di comportamenti corretti, dove il messaggio, grazie anche a voi e soprattutto a voi, perché avete fatto veramente, ribadisco, un grandissimo lavoro, e vi ringrazio e vi sarò grato sempre, perché voi veramente siete entrati nelle case della gente e avete spiegato alla gente come ci si comporta. Sicuramente un messaggio maggiore del nostro, sicuramente, e vi ringrazio. Grande lavoro. Io vi dico, sì, i 2 mesi la gente ha capito e il risultato è questo. Noi andiamo a fare tamponi, andiamo a fare kit rapidi anche a persone esposte, forze dell'ordine, eccetera, e il risultato è questo, frutto di un messaggio e di una comunicazione di un certo tipo. Non dobbiamo mai, ecco, dimenticare che abbiamo passato 2 mesi d'inferno, dove abbiamo visto gente morire, dove abbiamo visto gente stare a casa perché ovviamente era stata contagiata, dove abbiamo visto gente soffrire, dove abbiamo visto famiglie che ovviamente perdevano il loro congiunto, dove abbiamo visto ovviamente gente che ha dovuto limitare la propria vita, dove gente che non ha potuto andare a lavorare. Cioè, non torniamo più così. Se noi ci comportiamo bene, usiamo la mascherina, le distanze di sicurezza, ci laviamo le mani, usiamo il gel, usiamo i guanti, cioè seguiamo quello che la regione ci dice, che le linee guida del ministero ci dicono, cioè voglio dire, se noi facciamo questo, anche fra 6 mesi noi avremo questi risultati. Se noi ci comportiamo male e dipende solo da noi, nient'altro che da noi, è chiaro che purtroppo l'infezione potrebbe riprendere, e anche riprendere in modo veramente drammatico. Ecco, speriamo naturalmente di no, ed è un appello che tutti noi facciamo e continuiamo a fare in questi giorni di fase 2, proprio perché non venga abbassata la guardia da parte dei cittadini. Direttore, io la ringrazio molto per questo collegamento. Per ritornare allora velocissimamente un flash sul discorso iniziale, quello delle prestazioni specialistiche, ricordiamo quindi a tutti i nostri telespettatori che il CUP non deve essere chiamato per sollecitare la riprogrammazione di tutte quelle prestazioni che erano state sospese, ma solo per le nuove prestazioni, giusto? Quindi quelle che sono state prescritte dal proprio medico di famiglia a partire dal 4. Per il resto vi arrangiate tutto voi, giusto, no, direttore? Grazie, è così. Grazie e buona giornata. Grazie anche a lei, buon lavoro direttore.
Allora, noi chiudiamo questa interessante intervista con il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, ed ora parleremo di un altro tema che sta facendo molto dibattere in questi giorni, ed è quello relativo ai pagamenti degli affitti sia per quanto riguarda le attività commerciali sia per quanto riguarda gli appartamenti. Ci sono appunto molte difficoltà da parte delle imprese, soprattutto pensiamo ai negozi, alle botteghe dei piccoli artigiani che sono chiuse da oltre 2 mesi, che si trovano appunto in difficoltà a pagare i canoni d'affitto, che soprattutto nel caso per esempio di esercizi nei centri storici sono anche dei canoni insomma particolarmente onerosi. Allora abbiamo in collegamento Skype Federico Capraro, presidente della Confcommercio di Treviso, e Marcello Furlan, presidente di Confedilizia Treviso. Cercheremo insomma assieme a voi, vi vedo già, benvenuti intanto e buon pomeriggio, di affrontare quelli che sono i diversi aspetti della questione, visti anche da 2 punti di vista diversi. Non vorrei dire opposti, perché in fondo poi in questa situazione, in questo momento siamo un po' tutti nella stessa barca, no? Di questa situazione, però sicuramente con punti di vista diversi. Comincerei da lei, Federico Capraro, per fare un po' il punto della situazione sulla base di quelle che sono le segnalazioni che vi vengono dai vostri associati relativamente appunto a questo problema, quello degli affitti. Buongiorno e saluto Marcello, con il quale condividiamo progettualità su più tavoli, quindi è un piacere vederlo a distanza. In realtà è una necessità di condividere la posizione del punto di vista, perché oggi, diversamente da quanto succedeva fino a ieri, cioè di trovarci l'uno da una parte opposta del tavolo, oggi ci troviamo in realtà a dover far fronte alla stessa situazione, mettendoci uno a fianco all'altro. Cosa succede? Succede che un provvedimento interviene nel limitare la libera circolazione delle persone, interviene nel limitare la libera economia di un'attività produttiva, quali entriamo nello specifico di attività commerciali, e di qui a breve arriverà un provvedimento che permetterà ad alcune attività di tornare ad aprire e in alcuni ambiti alle persone di tornare a circolare, pur con delle limitazioni. Al momento sappiamo che il limite è quello regionale. Allora, questi aspetti creano una problematica che, ripeto, è comune. Viene meno la funzione per la quale un'attività si trova a esercitare nel proprio ambito. Per quale motivo? Perché è convinta che di fronte ad un determinato passaggio di persone in una determinata location, vendere un determinato prodotto sia possibile fonte di guadagno. Ecco, vengono meno dei presupposti dall'alto, per ragioni di tutela della salute pubblica, su cui ovviamente ben mi guardo dall'entrare. Però è chiaro che a fronte di questo intervento e di questo impedimento dettato dalla legge, noi abbiamo la necessità di avere un intervento pari e contrario che vada a compensare, indennizzare di questa limitazione. Ecco perché noi abbiamo degli interventi ad indennizzo del fatturato, proprio perché abbiamo degli impegni da onorare. Tra questi, per alcune categorie, i più ingenti riguardano proprio l'immobile. Penso in particolare agli alberghi, penso in particolare ad alcune attività commerciali, con alcuni ristoranti in cui la location, in cui l'immobile è un valore proprio dell'attività, cioè caratterizza
l'attività, e penso anche ad alcune attività commerciali a dettaglio in cui la posizione lungo una strada principale o piuttosto che con l'affaccio su una piazza principale di un paese hanno ovviamente un valore in quella location. Ecco, viene meno tutto un presupposto che porta chi è in affitto o in locazione commerciale, a seconda dell'attività poco cambia, a rivolgersi al proprietario chiedendo aiuto di fatto, perché non c'è la possibilità di far fronte a questo tipo di intervento, innescando tra l'altro, e così chiudo, un meccanismo di impoverimento a catena, perché poi la difficoltà dell'uno passa alla difficoltà dell'altro. Ed è qui tutta una serie di dinamiche che credo che possiamo affrontare in questo confronto. Certo, è chiaro, no? Perché Furlan ovviamente si chiede ai proprietari di in qualche maniera far fronte a questa situazione, ma giustamente, insomma, come dice Federico Capraro, dall'altro lato si crea un impoverimento anche del proprietario, perché non dimentichiamo, insomma, che molto spesso i proprietari di negozi, magari di piccole botteghe, piuttosto che di abitazioni, ne parleremo magari dopo, sono dei cittadini che comunque contano su quella fonte, su quell'entrata, insomma, come fonte del proprio reddito, che magari gli serve proprio per la sopravvivenza, comunque per portare avanti quelli che sono magari degli impegni economici presi a livello imprenditoriale piuttosto che a livello familiare. Sì, allora intanto porto un saluto a tutti i telespettatori e anche all'amico Capraro che egregiamente ha illustrato la situazione. Allora, sicuramente la problematica è una sofferenza generale, sia da una parte che dall'altra, quindi sia proprietari e inquilini, e condivido il suo pensiero circa il viaggiare insieme. Qui viene chiesto un sacrificio in soldoni ai proprietari che però dobbiamo ricordare che non sono grossi proprietari in genere, sono proprietari che hanno a livello di affitto un'unica rendita, oppure arrotondano una pensione che è esigua, utilizzano l'affitto per pagare delle rate di mutuo e per pagare le imposte, che non dimentichiamoci che nel commerciale le imposte ammontano quasi, o anche in certi casi oltre a 4 mensilità sull'importo percepito dell'affitto. Qui occorre dire una cosa, proprio nello spirito poi sposato con quello dell'architetto del dottor Capraro. I proprietari qui sicuramente potranno dare una mano, però valutando caso per caso, cioè, mi spiego, occorre innanzitutto che all'interno di un rapporto di locazione si possa analizzare un po' la situazione generalizzata, e cioè una rinegoziazione può anche essere prevista, ovviamente non a carattere generale ma puntuale, e cioè il proprietario qua in questi casi, perché la crisi c'è e c'è da tutte le parti, investe tutti i settori. Il proprietario in questo caso deve valutare alcune cose. Primo, il proprio inquilino, perché l'inquilino fondamentalmente può essere un inquilino solvente, è sempre stato preciso, per bene, ha sempre tenuto l'immobile egregiamente, e quindi questa è una nota sicuramente a favore. Deve anche considerare che in questo momento può risultare difficoltoso la rimessa sul mercato dell'unità immobiliare. Perché? Perché ricordiamoci che il mercato era già in sofferenza prima ed è diventato in ulteriore sofferenza adesso. Poi dove anche considerare che poi a livello di crisi noi chiediamo fondamentalmente indichiamo un possibile sacrificio del proprietario, però lo chiediamo contemporaneamente un aiuto a livello centrale, e mi spiego. Confedilizia, proprio per andare incontro a queste rinegoziazioni degli affitti, chiede che il problema non venga scaricato solamente sul privato. Cioè qua leggo anche a molti articoli sulla stampa, si chiedono sempre sacrifici ai proprietari, però effettivamente non si analizza la situazione del proprietario stesso. Chiediamo da diverso tempo che cosa?
una sospensione dell'IMU. L'IMU va sospesa a livello centrale nazionale. Perché? Perché nel momento in cui anche lo Stato fa la sua parte, la contrattazione dell'affitto può essere più agevole, perché il proprietario che vede una certa tassazione diminuita o eliminata può andare incontro più facilmente alle esigenze del proprietario. Questo anche per il discorso cedolare secca. Abbiamo visto cedolare secca, la stiamo chiedendo per i commerciali, l'abbiamo ottenuta solo per un anno e la richiediamo ancora, perché la cedolare secca, oltre a essere stato un successo sull'abitativo, e attualmente non c'è sul contratto diverso dall'abitativo, è stata un successo perché il proprietario si è visto risparmiare un canone, perché incide la tassazione ordinaria, incide almeno un canone sull'affitto, ed è andato effettivamente incontro alle esigenze dei proprietari, rimaneggiando i contratti. Ecco Furlan, allora mi scusi se la interrompo, quindi ci sono questi vari fronti insomma sui quali voi state lavorando, ma al momento, ad oggi, la situazione com'è e che cosa si può fare nell'immediato? Perché non dimentichiamo insomma che sono passati dalla fine di febbraio, marzo, aprile, ora arriva a maggio, ci sono magari diversi esercenti piuttosto che insomma negozianti di vario tipo, piccoli artigiani che magari non hanno pagato, cioè arrivano al terzo affitto insomma non saldato. Che cosa si può fare? Mi rivolgo anche a Capraro insomma, perché è chiaro che la situazione sta cominciando a diventare esplosiva, no? Bisogna fare qualcosa e bisogna farlo presto, non si può aspettare l'anno prossimo insomma, no? Allora, io mi rifaccio un attimo al discorso nazionale perché queste sofferenze, allora, come dicevo prima, la situazione va valutata caso per caso, i proprietari diventano propensi poi anche alla trattazione sicuramente dei contratti con determinate condizioni. Il problema è innanzitutto in questi giorni sappiamo che c'è in programma a livello centrale un finanziamento del Fondo Sostegno degli Affitti, e questo è molto importante perché il decreto Cura Italia ha previsto agevolazioni al 60% soltanto per determinate categorie catastali, solo C1. Qui si dovrebbe andare incontro effettivamente agli esercenti a livello nazionale, e sarebbe un intervento molto importante che andrebbe a agevolare la situazione poi di trattativa anche dei contratti. E qui bisognerebbe che il provvedimento, il finanziamento del fondo di sostegno degli affitti fosse riversato su tutte le categorie. Insomma, non dimentichiamoci che ci sono categorie rimaste fuori, C2, C3, magazzini, laboratori, capannoni, uffici, che non hanno nessun tipo di agevolazione. Quindi al momento diciamo l'agevolazione, sperando insomma che entri nel prossimo decreto, riguarderebbe che cosa? Negozi? Riguarderebbe sicuramente, noi chiediamo, e tra l'altro abbiamo avuto anche un'uscita dal ministro Patuanelli, chiediamo che l'agevolazione venga, il finanziamento del fondo degli affitti avvenga per tutte le categorie diverse dell'abitativo, quindi non solo per i negozi ma anche per gli altri locali, magazzini, uffici, capannoni, laboratori, sono tutte attività in sofferenza adesso. Ecco, allora Capraro, c'è grande attesa naturalmente, no, da parte degli esercizi economici proprio di questo provvedimento, che se non sbaglio mi pare comprenda 3 mensilità che potrebbero essere come dire erogate con dei finanziamenti a fondo perduto, mi pare di aver capito, no? C'è grande attesa anche perché noi aspettiamo, ormai è passata la prima settimana di maggio, aspettiamo il decreto di aprile e quindi l'attesa cresce anche in ragione di tempi che si allungano. In realtà ci sono questi passaggi che consigliamo, cioè l'estensione dell'agevolazione, tra questi anche i D2 piuttosto che altre tipologie, proprio perché crediamo che questa possa essere una soluzione concreta a sostegno. La seconda è sicuramente quella di coinvolgere nel ragionamento, nel particolare, le amministrazioni comunali. La richiesta che noi abbiamo fatto come Confcommercio ai 93 sindaci della provincia è stata questa. Lì dove
riusciamo a concordare una rinegoziazione del canone con il proprietario, intervenga l'amministrazione comunale proporzionalmente sull'IMO di quella proprietà, così che non ricada tutto sul privato, sul proprietario dell'immobile il peso, ma condividiamo i pesi. Un po' lo porta l'amministrazione comunale riducendo l'IMU di quell'immobile che ha avuto per 6 mesi, per 12 mesi, per quanto si riterrà opportuno, una rinegoziazione del canone. Dico questo nel particolare perché dobbiamo sempre considerare che per le attività di cui stiamo parlando, quelle commerciali, e quelle commerciali non sono solo attività produttive. Non possiamo considerarle solo attività produttive, lo abbiamo visto nel corso di questa emergenza, sono le attività che hanno tenuto il nostro tessuto sociale, i nostri centri storici, sono coloro che hanno permesso a tutti di rimanere a casa. Lo dico perché l'ho già ripetuto più volte, ma anche perché c'è un altro aspetto che veniva richiamato dal dottor Furlan su un ragionamento, ecco qui, più generale. Cioè, non possiamo pensare che a fronte di questa emergenza noi ci ritroviamo a ripartire dalle condizioni nelle quali eravamo quando siamo stati interrotti. Cioè, bisogna che cogliamo l'opportunità di intervenire sulla fiscalità, perché le nostre imprese, tutte, non si troveranno nelle stesse condizioni in cui erano prima. Dobbiamo intervenire con la sburocratizzazione e con la defiscalizzazione. Cioè, non possiamo gravare in questa maniera sulle proprietà immobiliari e sulle imprese, altrimenti non ci sarà più spazio né per gli uni né per gli altri. Né per gli altri, su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Io devo chiudere questa parte della nostra diretta perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Sicuramente è un argomento che sta a cuore veramente a tantissime persone, pensiamo appunto a tutti quegli imprenditori che in questo momento stanno vivendo una grande difficoltà, così come anche, insomma, l'abbiamo sentito anche ai molti proprietari, spesso piccoli, spesso pensionati, spesso famiglie che magari hanno un immobile, magari ereditato dalla famiglia e che fanno conto su quell'entrata mensile. Quindi auspichiamo tutti quanti, insomma, che quanto prima si riesca a vedere questo decreto, a vedere un sostegno concreto e soprattutto immediato per tutte queste persone. Grazie a Federico Capraro, presidente di Confcommercio Treviso, e grazie a Marcello Furlan, presidente di Confedilizia Treviso. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, restate con noi, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali sull'andamento dell'epidemia di coronavirus e su tutte quelle che sono le implicazioni economiche non solo nella nostra vita quotidiana. Ora parleremo di un aspetto molto particolare che purtroppo però interessa molte famiglie che hanno dei ragazzi disabili, ed è quello dell'assistenza scolastica, un servizio che era stato in parte, insomma, modificato e sospeso a causa dell'epidemia di coronavirus e che ora riprende con delle modalità particolari. Ne parliamo in collegamento Skype con Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave e presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2 della Marca. Buon pomeriggio sindaco, grazie per essere con noi. Allora, che novità ci sono in questo senso? Nell'ambito appunto della riorganizzazione di questo servizio di assistenza rivolto in particolare ai bambini e ai ragazzi disabili. Sì, questo servizio di assistenza scolastica che riguarda circa 850 tra bambini e ragazzi della nostra azienda sanitaria e quindi i 3 distretti Exus 7, Exus 8 ed Exus 9, è un servizio che riprende grazie alle disposizioni della DGR 445 della Regione Veneto. Fondamentalmente si tratta di un servizio che era stato interrotto proprio a causa dell'emergenza Covid, è proprio un servizio che va a prestare assistenza scolastica
a quei ragazzi, bambini e ragazzi che hanno avuto sospeso il servizio sotto questo profilo. Quindi i genitori delle famiglie si devono collegare in questo sito dell'azienda ULSS 2. Ecco, lo stiamo vedendo infatti proprio in onda, grazie alla nostra regia che lo sta mandando, quindi il sito, lo ricordiamo, è ulss2.veneto.it. All'interno poi c'è appunto questa pagina relativa proprio al servizio assistenza scolastica, ed è a questo portale che devono accedere i genitori che abbiano la necessità appunto di questo tipo di servizio. Quindi parliamo di genitori di bambini disabili, giusto? Bambini e ragazzi, naturalmente. Parliamo di un servizio, quello dell'assistenza scolastica, che viene garantito attraverso i bilanci delle amministrazioni comunali, attraverso la compartecipazione ai bilanci del sociale, e questo modulo permette di individuare la tipologia di servizio, va ad individuare i ragazzi che hanno seguiti dal servizio età evolutiva, quelli dell'Associazione Nostra Famiglia e dal Centro Samarotto, che segue per lo più ragazzi con disturbi di autismo. All'interno di questo modello è possibile individuare gli orari per quanto riguarda il servizio a domicilio, e appunto il servizio viene svolto da questi operatori che chiaramente hanno pagati a carico del bilancio sociale interrotto a causa del Covid, che andranno al domicilio delle persone. Quindi questo modello permette alle famiglie di individuare le reali necessità anche sotto un profilo di ricognizione, per poi partire con le progettualità più idonee al ragazzo. Quindi è proprio attivo da oggi e la scadenza è del 6 di giugno. Quindi chiaramente invitiamo le famiglie a entrare nel sito dell'azienda ULSS 2 e a richiedere questo tipo di intervento. Ricordiamo, all'interno c'è proprio un modulo individuale che permette anche di capire se all'interno del nucleo familiare ci sono persone che hanno delle positività, se hanno sintomatologie particolari, proprio perché l'operatore deve andare a domicilio, e l'operatore che va a domicilio deve aver avuto già il tampone fatto preventivamente dall'azienda sanitaria. Quindi una modalità in sicurezza che permette chiaramente di attivare questa tipologia di servizio. Ripeto che è possibile attivare grazie alla 445 del 2000. Ringrazio l'azienda sanitaria, in particolare il direttore generale, il direttore dei servizi sociali e poi tutti i vari direttori dei tre servizi che seguono proprio la parte dell'età evolutiva per i ragazzi, che molto si sono impegnati per attivare questo tipo di progettualità che, ripeto, è stato approvato da parte della Regione Veneto. E che, ecco, Sindaco, mi scusi, la interrompo un attimo, abbiamo poco tempo, un minuto ancora per fare il punto, perché questo rispetto a prima sarà proprio una sorta di vestito costruito su misura del bambino e del ragazzo con problematicità, quindi un servizio proprio mirato, giusto? Esattamente, un servizio mirato, come sarà poi anche quello che si sta andando ad individuare riguardo ai CEOD, che attualmente sono ancora chiusi, e anche lì riguarderà un'assistenza a domicilio delle persone. Si sta individuando con gli enti gestori le modalità, sempre a fronte di questa delibera della Giunta regionale, con cui si sta individuando dei progetti proprio personalizzati per andare incontro alle esigenze dei ragazzi. Riguardo a questo è importante la sicurezza sia non solo dei ragazzi, della famiglia, ma anche degli operatori che devono andare a seguire i ragazzi proprio al loro domicilio. Quindi una presa di responsabilità della famiglia, ma anche chiaramente degli operatori che seguono il servizio. La presentazione di questo chiaramente è di concerto anche con tutte le parti delle associazioni dei genitori, ma anche con la collaborazione chiaramente della scuola, che è stata resa partecipe tramite il provveditore agli studi. Certo, allora Sindaco, io la ringrazio moltissimo per averci dato questa notizia buona finalmente, e anche e soprattutto importante per tutte queste famiglie che hanno dei bambini e dei ragazzi disabili e che si sono trovati a patire forse ancora più degli altri purtroppo questo periodo di isolamento, di chiusura delle scuole, di chiusura dei CEOD, e quindi più degli altri bambini e ragazzi si sono trovati in difficoltà ed ora in questo momento hanno bisogno di aiuto. Grazie ancora Sindaco, alla prossima, buon lavoro naturalmente a lei. Grazie. Sì, ragazzi, grazie mille, buon lavoro e grazie per il servizio che date. Grazie, arrivederci. Allora, noi siamo giunti al termine di questa edizione straordinaria, grazie per essere stati con noi, ma rimanete sintonizzati sui nostri canali, perché tra pochissimo torna l'appuntamento con il telegiornale del Veneto. Arrivederci.